Ci sono molte edicole in giro per la provincia che hanno questi calendari di esaltazione praticamente delle imprese di Mussolini, il colonialismo e altre cose. Si ha il senso proprio di una apologia di reato, di apologia del fascismo. Calendari, bottiglie, magliette, Lampi di Treviso ha inviato una lettera al prefetto Angelo Sidoti per segnalare l'esposizione di oggetti e gadget che richiamano al duce, citando in particolare dei casi a Conegliano e Mogliano Veneto. Quindi abbiamo ritenuto di far presente al signor prefetto questo e invitandolo anche cortesemente a intervenire presso le forze di polizia e anche presso la magistratura. A Conegliano c'è stato un intervento della polizia locale che ha fatto togliere quella maglietta che avevano esposto l'associazione dei paracadutisti, che poi si sono giustificati dicendo che era la targa di una macchina. Sarei curioso di vedere quale macchina aveva quella targa. Simboli esposti domenica alla festa delle associazioni di Conegliano, proprio di fronte al gazebo dell'Ampi, sottolinea Varnier. Da lì la segnalazione ai vigili che ha portato alla rimozione di quella che viene definita un'esibizione fascistoide. Una presa di posizione, la missiva al prefetto condivisa anche dalla CGIL, il segretario generale Mauro Visentin e il referente di Conegliano Paolino Barbiero definiscono intollerabile l'esposizione di qualsiasi materiale che richiami al ventennio. Rivolgendosi al sindaco Fabio Chies, i due esponenti del sindacato chiedono che nel prossimo consiglio comunale AMPI, paracadutisti e le altre associazioni presenti alla manifestazione di domenica vengano convocate per sottoscrivere un documento in cui si ribadiscano i valori democratici e antifascisti. L'impressione, secondo Varnier, è che più di qualcuno non si renda conto di cosa sia davvero stato il regime instaurato da Benito Mussolini. È una situazione, secondo me, che dovrebbe essere insegnata adeguatamente nelle scuole se si vuole superare questa fase e il pericolo che si ritorni, non dico al fascismo, che quello storico che non è proponibile, ma certamente a forme di regressione che in alcuni partiti sono anche presenti.